La chiesa di Ponte San Nicolò è aperta, si prega incessantemente da ore dopo che il parroco, don Daniele Cognolato, ha diffuso nelle chat della comunità la terribile notizia. 3-4 dispersi dopo l'esplosione alla centrale idroelettrica a circa 40 metri di profondità sotto il livello dell'acqua del lago di Suviana c'è anche Adriano Scandellari, 57 anni, quadro di Enel Green Power, maestro del lavoro dal 2023. L'ingegnere e la sua famiglia sono conosciutissimi e amati da tutta la comunità. Se questa è stata una bomba, oggi è stata una bomba ancora più forte perché è una delle famiglie più radicate nel paese e quindi ovviamente questa conoscenza personale ti porta ad avere una ulteriore apprensione, un'ulteriore angoscia, un'ulteriore preoccupazione. Mentre nella chiesa dedicata a San Nicolò Vescovo continuano le preghiere, nel Bolognese sono corsi il sindaco Martino Schiavonna e anche il parroco della comunità. Nella casa di Ponte San Nicolò attendono notizie la moglie di Adriano Scandellari e le 2 figlie, sorrette dal pensiero di tutti. La chiesa è aperta apposta per chi vuole andare a pregare. Certo. Per la famiglia, per le figlie, per la moglie e per lui stesso. Nato e cresciuto a Ponte San Nicolò, Adriano Scandellari e la moglie sono molto attivi per la comunità. Una persona umile, così la descrive Enrico Rinuncini, a lungo sindaco del paese. Una persona a cui tutti vogliono bene e che tutti sperano di veder tornare a casa.